Ma chi ti conosce più come t'han combinato qui, dove sei nata? Ah, canzone mia, che fine ti prepara questa gente, in quali mani sei cascata? Sai che quelli come me, che vivevano di te, c'è chi crede siam finiti col tuo mondo che crollò, e invece no. La 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 la, la 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 la, la 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 la, torna a cantare, la 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 la, la 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 la, la 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 la, canzone. Sì, un grande baraccone di rumori pure tu sei diventata. Ma com'è che ti rinnega certa gente che cantando per il mondo ti ha portata? Li ricordi i tempi tuoi? Io te voglio bene assai. C'è chi crede siam finiti col tuo mondo che passò, e invece no. La 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 la, la 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 la, la 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 la, torna a cantare, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ripeti ancora una volta, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ripeti un'altra volta ancora, la 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 la. Beh, guarda, se mi avessi fatto questa domanda alcuni anni fa ti avrei risposto sì, e anche arrabbiato. Oggi invece ti devo dire che non ce l'ho proprio, sono anzi contento. E qui il discorso sarebbe un po'. Perché vedi, io ho fatto l'artista per 30 anni, in giro per il mondo, e ho dedicato una vita alla canzone, bene o male, insomma. Ho portato la bandiera della musica italiana in tutte le terre del mondo, nei paesi di tutte le lingue. Poi sono tornato in Italia, deciso a non cantare più. E invece, guarda il caso, sono diventato famoso anche nel mio paese. Però, a differenza di tanti paesi dove mi ricordano, ancora, che se ci andassi sono sicuro che mi accetterebbero, qui a un bel momento, quando non sono più servito, boom, mi hanno sbattuto fuori. Sparisce quest'uomo, questo personaggio. Ho passato dei brutti momenti, dico la verità, ma brutti perché non ci credevo. Dopo una vita non ci credevo che fosse successo così tanto. Però a un bel momento mi sono svegliato e ho detto: se questi signori della RAI, competenti o non, hanno deciso di non produrre più questo prodotto, questo personaggio, una ragione ci sarà. E cosa ho fatto? Ho cambiato mestiere, mi sono messo a fare altre cose e grazie a Dio vivo tranquillamente. E mi sono levato quel cruccio, quel pensiero di dire: scusi, c'è il dottore non c'è, è in riunione, è in bassa frequenza. Insomma, erano dappertutto, ma per me non c'erano mai. Adesso li ringrazio. Mi pare però che in certi altri paesi del mondo, come ho già citato prima, i cantanti più diventano vecchi, più diventano maturi. Guarda, non è per presunzione, vorrei dimostrartelo con questa mia nuova canzone. Vuoi ascoltarla?
cercherò nei regni d'oro dove la vita si tinge di favola e ti riavrò, ritornerai sempre con me, sempre con me, in un mondo di luce infinita, d'amore, oltre l'amore ci prenderà l'amor, io t'amerò e tu sarai l'eternità ed il cuore non avrà più confini per noi. Oltre l'amore ed il cuore non avrà più confini per noi. Beh, se oggi cantare delle cronache, cantare della vita vissuta è cabaret, penso di sì. Sono autodidatta come in tutte le cose. Pensa che ancora oggi, mi hai mai ricordato una cosa che avevo dimenticato, ancora oggi pare che a Straniera sia una delle canzoni che i posteggiatori a Napoli cantano ancora, capisci? Sì, è nella cerchia delle grosse canzoni. Questa è una canzone tipicamente napoletana, in fondo cantata da un genovese, cioè composta da un genovese. Sì, e io ho composto musica e parole, ma non lo so come ho fatto. Una domanda che non vuole essere cattiva, tu sai, non è poi nella mia indole mettere in imbarazzo gli amici. Dì un po' una cosa, ma alla lunga il tuo saltello televisivo ti ha nociuto o ti ha giovato? Beh, più nociuto. No, scusa, più nociuto. Sei sicuro? Guarda che eri di una popolarità talmente dirompente e simpatica che non so se tu abbia ragione a dire così. Gioe, ma è stata quella un'idea tua o no? Qui ci sono le fotografie che sono del 1953, dove io a New York cantavo in un'orchestra e facevo già il saltino. Perciò io dovrei dire che sia il signor Modugno e altri signori che hanno saltato dopo di me. Ma chiedo scusa a questi illustri signori. Senti, quindi questo tuo momento intelligente, poi spontaneo, perché come a quel che vedo ti veniva spontaneo farlo, tu hai dedicato anche una canzone, mi sembra. Eh sì, ho dedicato una canzone e appunto perché qui ci dovevo arrivare, il perché il saltino non è che mi ha giovato molto. Mi ha legato troppo a un personaggio, via, io oltretutto credo di essere anche un discreto professionista, un cantante, e il fatto che io dovevo solo saltare mi aveva turbato. Un po' di voci, un po' di gioia, un po' di cuore, un sorriso, una carezza, un fiore, il calore della casa mia. Questo ti chiedo,
di sole, un sorso d'acqua, tanta fortuna, il sorriso dell'amica luna, tanta pace per gli amici miei, tu che del mondo Signore sei. È tanto che aspetto, lo sai, qua giù non ci sono che guai, parole promesse di un mondo migliore, per questo ti chiedo se puoi. Fammi sperare che il mio domani felice sia, che la gente viva in armonia, sulla terra metti le tue mani, questo ti chiedo, Signor buon Dio. Ecco, questo è Saltino. Se con l'atomica si scherzerà, salta l'intera umanità. Oddio, non è che per me è saltato l'umanità, ma come vi ho detto prima, è stato un handicap per me. Perché molti registi mi avevano offerto di fare parti importanti, e anzi, se tu hai visto La moglie più bella di Damiano Damiani, dove ho recitato una parte drammatica, ho avuto anche un piccolo premio a Saint-Vincent come miglior attore non protagonista. Adesso Damiano mi ha nuovamente chiamato per interpretare una piccola parte con Gian Maria Volontene, Io ho paura, che esce in questi giorni. Dimostra che insomma potevo fare l'attore drammatico. Ecco, e lo potevi fare molto tempo prima, se non ci fosse stato il Saltino che ti ha legato, a un personaggio puramente estetico ma non interiore. Giusto, questa è la verità. Questa è una cosa che la voglio chiarire una volta per sempre. Io non ho guadagnato niente. Io posso dire che a quei tempi ho guadagnato per vivere un po' meglio degli altri. Erano tempi che non si guadagnavano i 2-3 milioni per sera come oggi, si guadagnavano le 200.000 lire, 250, ma te ne rimanevano poche. E poi che cosa è successo? Stai 2, 3, 4 anni senza fare niente. Io mi sono trovato dopo 3 anni di inattività senza una lira in mezzo a una strada, con le tasse che avevano portato via tutto, i immobili di casa mi hanno messo in mezzo a una strada. Questi signori del signor Gioe Sentieri, il signor Gioe Sentieri era un operaio della canzone, ha guadagnato 3 soldi, non ne ha più, perciò anche questi che mi vengono oggi a chiedere, pensa che ancora con le tasse mi chiedono milioni di allora, dico ma siete matti? Ma guarda, di essere arrivato sempre il giorno prima da quando sono nato, io sono veramente, arrivo sempre il giorno prima, è così, è dentro di me, non lo so, forse sarà un bene, sarà un male, io non mi lamento di niente, sono contento di tutto quello che mi capita perché mi insegna e alla mia età oggi o so o non so e mi conviene sapere. Diceva un poeta che oggi è immortale, cantando una bella che aveva il tuo nome, 2 versi che ora, vedendoti uguale, più viva di quella, io canto per te. Silvia, lieta e pensosa, con gli occhi ridenti e fuggitivi, 2 versi son poca cosa per dirti ora come m'apparivi. Oh Silvia, vorrei trovare un canto nuovo scritto solo per te, ma io non son poeta
e quello che so dire è poca cosa in me. Vorrei trovare un canto nuovo scritto sol per te, ma io non son poeta e quello che so dire è poca cosa in me.